meraviglia! Sauris! Stupenda! Mamma mia, signori! 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 Friuli Venezia Giulia! Non vi stancherò mai di ripetervi! Friuli! Birretta rigenerante, meritatissima! Ciao a tutti amici e amiche bikers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un giro spettacolare, Passo Mauria, Cadore, zona fantastica, piena di curve e abbiamo un grande ospite d'eccezione, tanta roba, quindi oggi ci si diverte. Bene, montiamo in sella, dai che si va. Ah, ma soprattutto vi siete iscritti al canale? Dai, andate a iscrivervi, non vi costa niente, è gratuito, perché sennò lei e lei soprattutto si arrabbiano, Eccoci in sella ragazzi, siamo partiti, rifornimento, colazione, un cappuccino rigenerante, perché non è che la mattina posso iniziare già con le birre rigeneranti, se no qua è finita. Allora, il programma di oggi prevede appunto, come vi dicevo, una breve anteprima Sauris e zona Cadore, dove ci fermeremo a pranzare. E dopo torniamo per il fantastico Passo Mauria, stupendo, già visto sul mio canale, vi lascio il link qui in alto a destra se ancora non avete visto il video. Ebbene dai, ci risentiamo più avanti quando le curve si fanno interessanti. Bene ragazzi, siamo arrivati quasi al lago di Cavazzo, dopo qualche bella curvetta. Ecco qua il meraviglioso tagliamento, che spettacolo. Iniziamo ad avvicinarci alle montagne friulane, curvette rigeneranti, risveglio muscolare mattutino. Comunque non vi ho detto una cosa, che questo giro praticamente è l'addio al celibato di Fuserigno. Ebbene sì, dopo ormai quasi 8 anni di fidanzamento è giunta l'ora di ufficializzare questo legame col mio amore, che non è la Z, mia moglie, sto parlando. Ah dai, a parte gli scherzi ragazzi, a maggio Fuserigno si sposa, avete la testa a posto? No, non è vero, non è vero. Tocca ferro! E quindi, come addio al celibato, avevo organizzato un giro con tutti i miei amici più cari, motociclisti, per festeggiare. Però uno è il Covid, l'altro sta poco bene, non se la sentiva e siamo solo in due. Vabbè dai, pochi ma buoni. E voi direte però che sfigato, che cazzo di addio al celibato fai senza andare disco night a spaccarsi da bere come le merde? Allora dovete sapere che in una vita precedente Fuserigno era ogni sabato sera praticamente a dilaniarsi in discoteca, quindi basta, ho già dato, basta. Adesso sono papà, ho messo la testa a posto, più o meno, e quindi dai, ho detto facciamo un addio al celibato alternativo, visto che di giri lunghi non posso mai farli, causa famiglia, causa lavoro. Ho sfruttato questa giornata libera, ecco, per fare un bel giro, e non c'è cosa migliore, ecco, per festeggiare. Biretta rigenerante, pranzo fuori, giro in moto, giornata stupenda, meglio di così cosa volete di più? Spogliare liste? Non lo so, dopo chiedo al mio amico se mi ha fatto qualche sorpresa, non si sa mai. Nice! Attenzione, ciclisti, iniziano, stai a destra! Così a caso, nel dubbio stai a destra. Attenzione, è passato un cazzo della base di Aviano. Gli ha buttato per aria tutto della non so chi. È eccitata per l'addio al celibato. Attenzione, galleria. Dio por... Mi viene un timpano! Girando con lui ho perso tutti i timpani praticamente. Hai fatto leggermente rumore in galleria. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Quando farò l'amplifon me lo paghi tu, Perché mi sa che costa come una Krapovic, l'ampli. Polizia locale, salve, buongiorno. Codice, Però una bella aperta come in galleria ci starebbe, Dio. superando la locale.
Ah no? Dite di no? Bene ragazzi, ci siamo bevuti un caffettino per rifornimento a Villa Santina e adesso direzione Sauris, iniziamo a fare qualche curvetta interessante in montagna. Comunque voglio farvi capire che chi è libero di andare ogni weekend o comunque un giorno libero per andare in moto senza orari, fatene tesoro perché siete veramente fortunati. Poi quando inizierete ad avere una famiglia, bambini, castrare il lavoro, lì ragazzi troppo tempo non c'è, quindi per me queste uscite sono veramente oro che cola, sono veramente gasatissimo, spero che si percepisca. No, veramente farmi tutto il giorno fuori in moto per me è veramente un evento più unico che raro. Stiamo zitti e godiamoci queste curvette qua, mamma mia, attenzione. Un po' strettina però bella, curveggiante, asfalto bello, ci piace. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Scusi, questo era grosso, Mamma mia, Friuli Venezia Giulia, spettacolo! Che stradina sfiziosa, mamma mia, incantevole, incantata. Ho visto Hansel e Gretel lì tra il bosco, tra gli alberi. Vaffanculo, dai, va là. Gnomi, fate, elfi, che poesia, che poesia. Che benessere, che benessere. Ma perché bisogna lavorare? Viene giù la galleria qua, stai buono. Attenzione Sauris, eccoci qua, siamo arrivati a Sauris. Qua c'è il lago di Sauris, bellissimo, colore azzurrino, è veramente bellissimo il lago di Sauris. Avevo già fatto un video anche su questo posto, guardate qua che roba, merita, come meritano anche le curvette che stanno per arrivare. Poi di solito in tutta Italia è conosciuto come più famoso il prosciutto di San Daniele, ma c'è anche il prosciutto e lo speck di Sauris, che sono le specialità friulane da non perdere. Mi raccomando, un bel tagliere quando andate a mangiare da queste parti. Guardate che roba. Meraviglia, Sauris, stupenda località, strada, tutto bellissimo. Mangiare, bere qua ragazzi, sì, perché c'è anche la birra di Sauris, fantastica qua, tanta roba, alziamo il livello qua, Mamma mia! Spettacolo! Salve, buongiorno, andiamo piano a codice. Oggi becchiamo tutta la locale qua.
Guardate che curvette. Mamma mia, Sauris Circuit. Sauris Circuit. Comunque ragazzi, la Z per essere un 4 cilindri su queste curve, cioè ti spara bene fuori se la sai usare. Io non la so usare, però ragazzi la copia c'è anche ai bassi. Però è quasi ora di una birra rigenerante, non so quando ti va a fermare. Poi vedrete quando arriveremo a Caserrazzo si apre una visuale sulle montagne spaziale. Neve, neve, attenzione, neve. Andiamo a cantare il 4 cilindri nei boschi di Sauris. Sesto tornante. Madonna, che emozione ragazzi. Moto, natura, una birra che ti aspetta al bar, apoteosi. Sole, whisky e sei in pole position. Apoteosi. È bello che quando finiscono non vedi l'ora di rifare questa giornata. Senti che aria freschetta, che aria brezzolina, che aria, che petardi della Krapovic. Mamma mia, signori, Friuli Venezia Giulia! Non vi stancherò mai di ripetervi. Friuli. Instagram, che roba c'ho. Bene ragazzi, abbiamo fatto un po' di foto su Instagram, guardate qua che spettacolo, mamma mia, da sogno. Ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram per vedere foto spettacolari come quelle che abbiamo fatto oggi ed avere anteprime sui video o eventuali giri insieme. Me la ricordavo veramente stupenda questa strada, è veramente fantastica, asfalto perfetto, panorama mozzafiato, ti lascio a bocca aperta. Guardate qua ragazzi, che poesia, che magia. Sella di Razzo, bellissima. Ma cosa abbiamo noi friulani da invidiare al Trentino? Ditemelo. Comunque quando sei in montagna in questi posti ti mettono una tranquillità veramente, ti viene da sbollire, anche se ho avuto magari una settimana, un mese difficile, dallo stress di lavoro, della quotidianità, veramente ti rigenera andare in moto in montagna. Che bello è. Eccoci qua, dopo delle bellissime curve meravigliose, fantastiche, ce la siamo veramente goduta alla grande, una birretta rigenerante, meritatissima. Eccoci qua, mamma mia, dopo bellissime curve, ci sta veramente da Dio. Salute, viva! Questa è la corsia dell'entrata in pista, vedete c'è scritto Passo Mauria, la riconoscete da quello. Questa è magia ragazzi, Mauria è magia.